Appassionati di hockey pista, signore e signori, ben collegati al Palasport Giuliano Tori per la quinta giornata di campionato di Serie A1 per Hockey Sarzana contro Y-Sport Valdagno. Un saluto da Lorenzo Venè. Ecco di qui Giovanni, allora Borsi, il tiro di Borsi, metri almeno oltre la metà campo, ben recuperata la pallina dal Sarzana. Borsi sfida il tiro e va da Rubio, la rete! Primo gol del Sarzana, primo gol con la nuova maglia di Xavi Rubio. Scaraventa qua De Rinaldis per raggiungere quella pallina, non riesce, ci arriva Giuliani che tira, bel tiro da bella posizione. Ora dall'altra parte Borsi, bene Sanchez, come non detto di nuovo Rubio, ma si mette in mezzo Borregan e fa ripartire il Valdagno. Borregan, che tiro di Alex Borregan, gestire ora il Valdagno. Sanchez, che tiro potente, che rete del Valdagno, l'ha messa dentro Thiago Sanchez, rete stupenda qua del portoghese. Thiago Sanchez ci riprova una volta con il suo tiro di piatto, però deviato questa volta. Un'altra occasione per il Valdagno e rete. 2-1 per il Valdagno, l'ha messa dentro questa volta Leonardo Di Qui Giovanni. Rimonta completata dal Valdagno. Approfitta del movimento di Borsi, il tiro di Luzzi. Gioco del Valdagno molto largo, alla ricerca di allargare anche la difesa sarzanese. Intanto qua il tentativo di Sanchez, para con il pattino Simone Corona. Tiro che... pallina che arriva direttamente in porta, ancora una volta il guantone di Corona, il tiro al volo di Qui Giovanni, incredibile qua, da posizione defilatissima. E che sbaglia malamente il suggerimento qua, Ortiz, ripartenza del Valdagno e la rete di Thiago Sanchez. Rete numero 4 questa sera, Valdagno che si porta sul 4-1 a 3 minuti e 37 dal termine. Ben interrotta la difesa sargianese questo suggerimento. Tanto però il fischio dell'arbitro, sembra che sarà rigore per il fallo in area commesso da Crocco, con il piatto di superare il classe 2000 Giovanni Bovo in attesa del fischio. Ecco che il fischio arriva, la finta di Rubio, il tiro e poi la parata di Giovanni Bovo sul tiro di piatto che rimane un po' centrale. Una posizione molto defilata, non era facile da lì, ma dall'altra parte Giuliani trova la rete del 5-1, sfruttando la balaustra per arrivare da Sanchez. È velocissimo Thiago Sanchez, sta palla geniale per Giuliani non riesce a concludere con... blocca bene il suggerimento Rubio e De Rinaldis non riesce a buttarla dentro. Sta palla buona per De Rinaldis, ma ora è mandato da solo contro il portiere Sanchez, non trova però la porta. Dall'altra parte il Sarzana con Ortiz, il tiro al volo di Rubio, riesce a gestire il contropiede Sanchez e la pallina entra. Sfortunatissimo qua il Sarzana per avanzare, ma recupera la pallina il Sarzana. De Rinaldis, il tiro, ma para bene Bovo, intanto si sposta alla porta. Va bene stoppato da Giuliani, ripartenza velocissima del Valdagno, potente, non riesce a trovare la rete, il contropiede del Valdagno di Qui Giovanni.